Amici bellini, come va? Tutto a posto? Avete guardato il video di analisi? È venuto un po' lungo, però era necessario, volevo fare un po' di tutto. Analisi, pagelle, la cosa di Nostradamus che avevamo fatto la simulazione, Yankto lo sapevo, ma non posso esimermi, non sono riuscito a svegliarmi in tempo. Mi perdonerete per fare una live dei sorteggi. Mi sono svegliato che il sorteggio era già bello e fatto e dobbiamo commentarlo perché c'è qualcosa da dire. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede da qui. Allora, prima di tutto vi iscrivete al canale, ti iscrivi al canale. No, quello... No, se vi va un'iscrizione al canale così c'è più bella parim, eccetera, eccetera. Il canale Telegram perché? Perché lo sapete perché? Mi hanno detto che Google è caduto a terra, che YouTube si è struppiata in un braccio, insomma non si è capito niente per un periodo. E che succede se veramente si blocca tutto, qualcuno lo hackera? Non lo so se è stato un hackeraggio, ma se qualcuno lo hackerasse e salta tutta la piattaforma, che facciamo? Non ci vediamo più, io e voi? Ecco perché canale Telegram, please, così in qualunque modo noi ce la vediamo tra di noi. E dopo questo video io mi sa che vado live nell'altra casa, nell'altra piattaforma, ma è a vostro buon cuore. Sono successi i sorteggi e nei sorteggi mi faccio aiutare dalle grafiche, perché sennò andiamo nelle chiavette. Un piccolo accennino prima di parlare del Napoli a quello che è successo in Champions League, non ci riguarda purtroppo quest'anno. Borussia Mönchengladbach, non lo so se si dice così, Manchester City, insomma, e quindi il Manchester City, se vogliamo fare il discorso dei se l'Inter avesse fatto il suo dovere, poteva finire prima o poteva finire seconda. Se finiva seconda avrebbe beccato il City, quindi non un sorteggio fortunato. Dopodiché spiace per la Lazio che deve affrontare i campioni d'Europa, ma noi abbiamo escalato. Non lo so fare, mi impegno, ma non lo so fare. I campioni d'Europa, spiace, non lo so fare. Ma insomma, la Lazio la prende qua dietro. Perché Bayern di Monaco, se qualcuno nell'ambiente Lazio si stava lamentando del campionato e stava cominciando a dire ma allora noi stiamo pensando alla Champions League, vogliamo fare la cosa tipo Atalanta che ci concentriamo sulla Champions League e andiamo avanti. Attenzione, Bayern di Monaco, queste competizioni ti possono mettere di fronte a un treno e lo prendi in faccia e come si fa? Una partita probabilmente più difficile perché sono i campioni d'Europa e quindi state attenti, state attenti. Atletico Madrid-Chelsea, mi aspetto una partita incredibile perché ci sono i valori, non sono pretendenti al titolo ma sono le pretendenti a quelle che devono rompere i coglioni un po' a tutte, quindi attenzione, questa sarà una partita da guardare per bene. Dopodiché Lipsia-Liverpool pur anche mi sembra interessante, il Lipsia va guardato con attenzione ragazzi perché è una squadra che comunque va avanti, che comunque ha una Angeligno, lo abbiamo comprato a scudetto, Angeligno. Dopodiché, mi volete dire se può esistere un culo più culo di quello che è il culo che hanno il culo aperto e rotto? Cioè, Porto Juventus, si può pensare ad un sorteggio più facile di questo? Non si può pensare. Nedved subito ha detto, però attenzione al Porto. Ma chi volevo pigliare? Chi volevi pigliare? Che se fossero arrivati secondi avrebbero preso il Paris Saint-Germain che se la deve vedere col Barcellona. Cioè proprio il mazzo esagerato, perché poi vai a vedere le altre partite, Siviglia Borussia Dortmund mazzate da cecati assolutamente e l'Atalanta di Gasperini deve ospitare il Real Madrid. Insomma, sappiamo che il Real Madrid non è questa squadra quest'anno, ma sarà una partita da fuochi d'artificio perché l'Atalanta non si mette paura, l'Atalanta continua a fare il gioco uno contro uno e non vedo l'ora di vedermele queste partite. Chi ha avuto il culo scassato e se siete juventini qua sotto lo dovete venire ad ammettere. Lo dovete venire ad ammettere. E poi parliamo anche dei nostri. Ma perché senza dubbio poteva andarci peggio. Questo è il mio commento a chiusura. Se andiamo a vedere le altre, no? Wolfsberger Tottenham e qui è andata bene al Tottenham probabilmente. Dinamo Kiev Club Brugge
partita equilibrata, credo che la Dinamo sia troppo giovane, vedremo. Poi la Real Sociedad, che è finita seconda perché noi siamo stati bravi e fortunati nel nostro girone, becca il Manchester United, quindi se noi non avessimo fatto il nostro dovere avremmo, c'è sempre il se, non si sa se la pallina del Napoli era un pochino più calda di quella delle cose, non si può mai sapere, magari la probabilità, però è ipotizzabile che avremmo preso il Manchester United e quindi i pianti, Cavani, l'avevamo detto. Poi match of the matches, Benfica-Arsenal, due delle squadre che possono puntare ad arrivare fino in fondo. Romantica e interessante Stella Rossa-Milan per i ricordi e per la Stella Rossa del passato. Non conosco questa Stella Rossa, ma credo che il Milan sia andato bene. Anversa-Rangers. Ok, Slavia Praga alla Leicester. Villarreal-Salisburgo è un'altra di quelle partite dove almeno una delle pretendenti può andare fuori, quindi bene. Braga-Roma, credo sia andata bene la Roma. Krasnodar-Dinamo Zagabria, poca roba. Young Boys, Bayer Leverkusen, quindi se la Roma non avesse fatto bene avrebbe beccato una tosta e quindi bravi. Dopodiché Molde, Hoffenheim, niente di che. Maccabi, Shakhtar Donetsk, ok. Lille, Ajax è un'altra di quelle partite dove una tosta se ne va, come Olympiacos PSV, il Napoli becca il Granada. Ora, prima di tutto consiglio al Napoli di iscriversi direttamente al campionato spagnolo, così cominciamo a conoscerle ed evitiamo video di approfondimenti con Moschella che dovremmo chiamare di nuovo e farci dire come gioca questo Granada, perché io non mi posso mettere a dire adesso ci è andata bene, però attenzione, non posso nemmeno dire però attenzione, perché non li ho mai visti. Allora mi è arrivato uno screenshot di amici bellini che dicono attenzione, Granada ha vinto col Siviglia. Ok, Granada è davanti al Barcellona che però deve recuperare una partita, ma comunque sono tipo noni in campionato. È una media classifica spagnola in questo momento, ma non ha importanza perché noi sappiamo come le spagnole giocano, le spagnole giocano a calcio. Quindi non possiamo fare ipotesi e dire ci è andata bene, ci è andata male. Non è una portoghese, che sto facendo? Non è una portoghese, è una spagnola e quindi attenzione si dice a prescindere. A prescindere si dice attenzione, come Nedved lo dice per il Porto, noi lo diciamo per il Granada, senza dubbio. Però è chiaro che guardando gli altri nomi poteva andarci peggio. C'era il Benfica, c'era il Lille, c'era il Salisburgo, quindi poteva andarci peggio. Ci teniamo il Granada, facciamo approfondimento e mano a mano che ci sarà l'avvicinamento a questa partita ne riparleremo. È ovvio che il Napoli ha l'occasione di mettere in campo di nuovo Fabian Ruiz e di farlo vedere alle vetrine spagnole. Questa mi sembra che sia la chiosa da fare, perché tra le varie cose oramai non è più partita da questo canale e anche da altre, dai vostri commenti che Fabian non ci convince. Pare che oggi, a tutt'oggi, si stiano svegliando i giornali e la critica a dire praticamente però Fabian Ruiz potrebbe fare un pochino di più, si deve svegliare. Buongiorno, buonasera al secchio, voglio dire, vi siete accorti finalmente. Ok, allora visto che ce ne siamo accorti, non dico di svenderlo, non dico di metterlo sul mercato, però se arrivasse l'offerta non mi strapperei i capelli e vediamo un pochino se riusciamo a piazzarlo e a prendere qualcuno un po' più svelto, perché a me quello interessa sveltezza, interessa l'ambidestrità, lo sapete che mi interessa tantissimo l'ambidestrità perché vi guadagni sempre un tempo di gioco se puoi fare il passaggio. La grandezza di Hamsik è quella, era quella, cioè che se se la trovava sul destro bene, col sinistro bene lo stesso, Zielinski identico, Koulibaly lo stesso. Questo è il vantaggio di chi ha dimestichezza con la doppia gamba. O con la terza gamba nel caso di alcuni, tipo Bakayoko, Koulibaly e anche quando torna Osimhen non lo sappiamo ancora. Da New York Valerio Fluido è tutto, io vado dalle altre piattaforme, se voi siete iscritti al canale Telegram lo saprete, siete un 200 rispetto ai 4100 che sono iscritti al canale, sono pochini, ma rispetto ai 30.000 che guardano i video, perché io vedo tutto, siete ancora di meno. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.